rimasto da solo adesso, non ho più nessuno come diciamo voi, l'unica sorella che avevo. Antonio Sbarbori, il fratello di Patrizia, la 55enne morta nel tragico incidente stradale accaduto questa mattina a Scaldaferro, non si dà pace, continua a ripetere: ho perso l'unica sorella che avevo, non ho più nessuno. Quando lo hanno avvisato ha inizialmente pensato ad uno scherzo di cattivo gusto, poi invece ha scoperto quello che era successo. Ho chiamato i carabinieri al telefonino, se non chiama i carabinieri di Tiene e così, credo fosse uno scherzo, almeno con mia fratello ho detto, e invece dopo era vero. Patrizia, che viveva a Sandrigo, stava correndo lungo via San Carlo quando è stata colpita da un'auto. La dinamica ce la racconta il sindaco di Pozzoleone. Che un ragazzo di 25 anni proveniente da Marostica stava svoltando per via San Carlo per andare a lavorare in un'azienda agricola del nostro territorio comunale. Sfortunatamente alle 6 di mattina, con la luce contro il parabrezza, che cosa è accaduto? Che sostanzialmente c'era un pedone che stava facendo jogging, un pedone residente a Sandrigo in via Soella, e sfortunatamente lateralmente l'ha colpita. Inutili soccorsi, per la 55enne non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. Tragicissimo questo evento, non ci resta che esprimere il nostro cordoglio alla famiglia, all'amico Antonio Sbarbori, che è il fratello della signora purtroppo deceduta, e anche un segno di vicinanza a questo povero ragazzo 25enne che con questo sole in faccia non ha potuto evitare di prendere di striscio in questa tragica fatalità la signora. Patrizia era una persona molto amata e ben voluta, un duro colpo per amici e parenti e in particolare per il fratello, che ha autorizzato l'espianto degli organi. È una bella persona, solare, sempre espansiva, una bella persona, tutto può aiutare, anche una parola, di conforto, qualcosa, insomma, ecco.